4 voli giornalieri per collegare Catania a Roma. L'offerta di Aero Italia si aggiunge ai vettori già presenti, Ita Airways e Ryanair, in un momento in cui il governo Meloni prova a mettere paletti sul caro voli. La convinzione e la ragione per la quale siamo qui è quella di considerare il trasporto aereo, soprattutto in un'isola, come parte integrante delle infrastrutture del territorio e conseguentemente da questo punto di vista la convinzione è che evitare speculazioni eccessive rappresenta un vantaggio per tutti quanti. La nuova rotta annunciata oggi, che si aggiunge a quelle operate da e per Comiso, scala al quale Aero Italia ha guardato sin da subito con importanti investimenti, sarà operativa dal 29 ottobre e consentirà di aumentare la concorrenza. Questo è un passaggio importante che, ripeto, aggiunge concorrenza e quindi determinerà certamente, spero, prezzi più bassi per chi viaggia e soprattutto per i siciliani che hanno necessità di spostarsi, non avendo mezzi diversi rispetto attualmente agli aerei. Aero Italia è il cosiddetto terzo vettore voluto fortemente dal presidente della regione Renato Schifani, soprattutto contro le politiche aggressive praticate dalle altre due compagnie con algoritmi e impennate di prezzi, soprattutto nei periodi di alta stagione. E proprio su questo il decreto Asset vuole intervenire, chiedendo il price cap, ovvero un tetto alle tariffe, soprattutto per chi viaggia sotto data. È una mafia che perde pezzi, ma che al tempo stesso si rinnova, attrae le nuove generazioni e per farlo punta web e metaverso. A rivelarlo è la relazione della Direzione Investigativa Antimafia, che pone l'attenzione sulle piattaforme di comunicazione criptate ed in generale su internet e dark web. Il documento, che fa riferimento al secondo semestre 2022, presenta un focus proprio sul nuovo scenario con Europol, che ha già evidenziato le potenziali criticità. Cambiano i tempi e cambia la mafia, che sembra cogliere le trasformazioni tecnologiche, seguendo così fenomeni economico-finanziari su scala globale. Sempre meno ricorso alla violenza e sempre più interesse negli affari e negli investimenti, soprattutto in aree del paese dove c'è una forte sofferenza economica. La DIA mette in evidenza una mafia decisamente diversa, che si adatta al contesto e si infiltra, silenziosa, attraverso pratiche corruttive, riuscendo a cogliere anche le opportunità offerte dai fondi pubblici nazionali e comunitari, Recovery Fund e PNRR. Comanda l''ndrangheta, assoluta dominatrice della scena criminale, anche al di fuori dei tradizionali territori di influenza, con mire che interessano tutte le regioni italiane, con lendrine calabresi ormai esperte di narcotraffico e capaci di gestire una complessa e affidabile catena logistica, specie in Sud America. Mafia che cerca di organizzarsi e che, dopo la morte di Riine Provenzano e l'uscita di scena di Messina Denaro, ormai sul punto di morte, cerca nuovi leader, ma che comunque riveste sempre un fascino sulle nuove generazioni, un esteso bacino d'utenza finalizzato ad ampliare la necessaria manovalanza criminale. A Palermo, in occasione di un convegno sull'analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, affronta diverse tematiche. Oggi è la vigilia del 30° anniversario dell'eccidio di padre Pino Puglisi. Qualche giorno fa il parroco della chiesa di Brancaccio aveva detto: tante cose non sono cambiate in questo quartiere. Don Ciotti sa che la mafia in determinate zone è ancora radicata. Il problema della mafia è un problema serio. Abbiamo sempre detto che l'ultima mafia, dopo gli arresti, le grandi operazioni, tutto quello che è stato fatto, che viene fatto, non dimentichiamoci delle cose belle, importanti e positive, ma non basta, perché l'ultima mafia è sempre la penultima, perché nel codice genetico dei mafiosi ci sta un imperativo, quello di rigenerarsi, di rimettersi in gioco, di cercare nuove strade, nuove modalità, nuove rotte. Allora tocca a noi, anche a noi come cittadini, associazioni, movimenti, Chiesa, rigenerarci sempre di più, dare continuità al nostro impegno, non sottovalutare. Don Luigi Ciotti affronta anche il tema delle baby gang, tra stupri e violenze, e poi maggiore impegno per la tutela delle donne. C'è un problema delle persone, un problema del mondo adulto, chi ha una responsabilità nella scelta delle politiche, degli interventi. Chi è che ha la responsabilità di creare dei percorsi educativi, culturali, sociali? Chi è che ha un ruolo, ecco, il ruolo della famiglia, il ruolo della scuola? C'è un mondo adulto che deve interrogarsi, senza togliere responsabilità che poi ricadono sui ragazzi che commettono delle forme di violenza e di reato. Ma quali opportunità offriamo loro? E poi si passa al capitolo migranti, con l'hotspot di Lampedusa pieno all'inverosimile. Io provo tanta, ma proprio tanta sofferenza, tanto dolore,
perché sono deportazioni indotte di questi migranti. Fuggono dalla fame, dalla mancanza di opportunità di lavoro, dalla siccità, dai conflitti, dalle guerre. E di fronte a tutto questo c'è un mondo che deve interrogarsi, cominciando da quegli organismi internazionali che devono affrontare il problema. No, e non è che respingendo abbiamo risolto tutto il problema. E noi abbiamo delle grosse responsabilità in questo senso. Aleggia ancora il mistero sulla morte di Ayman Serti. Per il 16enne marocchino trovato semicarbonizzato in un piazzale di Merì nel Messinese il 16 febbraio, tante le ipotesi e una nuova pista. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando il reato di istigazione al suicidio. E mentre si indaga per capire se il ragazzo sia stato vittima di atti di bullismo o di un'azione punitiva, i magistrati hanno iscritto nel registro degli indagati 2 persone per false informazioni rese nel corso delle audizioni durante il procedimento penale. Indagato un uomo di 44 anni, gestore di un distributore di carburante dove, secondo quanto accertato dalle indagini, Ayman si sarebbe procurato la benzina per poi suicidarsi. Il benzinaio però nel corso dell'interrogatorio ha smentito questa circostanza. Un secondo avviso di garanzia è stato notificato a un ragazzo marocchino, amico della vittima, il quale durante gli interrogatori avrebbe mentito al pubblico ministero che lo sentiva sui suoi ultimi contatti con il sedicenne, provvedendo anche a cancellare messaggi e chiamate sul proprio telefonino. Resta da capire cosa e quali circostanze avrebbero portato alla morte del ragazzo. E novità anche dall'esito dell'autopsia, che ha confermato che Ayman non si drogava e non beveva alcolici, sia di recente rispetto alla morte sia in passato. Una notizia che restituisce dignità alla famiglia, che fin da subito non ha mai creduto alla tesi del suicidio e cerca ancora verità. E non si dà pace la madre, che la sera del 16 febbraio aveva chiesto al figlio di comprare le pizze. Ayman aveva detto di avere un incontro in programma e poi avrebbe preso la cena per tutti. Secondo la donna, proprio durante quell'appuntamento, qualcuno gli ha teso la trappola mortale. La sfida all'innovazione parte da Messina, una città che vuole essere punto di riferimento degli investimenti delle grandi aziende tecnologiche mondiali. Nel giorno dell'inizio dei lavori di demolizione nell'area in cui sorgerà il nuovo iHub si apre il Sud Innovation Summit, una 2 giorni dedicata al confronto tra i manager delle più importanti aziende della Big Tech. Al Palacultura si parla di integrazione tra le realtà locali e nazionali, si portano e si mettono a confronto esperienze diverse che possono rappresentare anche un'ispirazione per altri imprenditori. L'idea di questa iniziativa è stata dell'imprenditore Roberto Ruggeri. Sono contento, la risposta delle città è stata meravigliosa, bisogna partire dalle persone, lo raccontavo adesso, quindi sono sinceramente soddisfatto e anche un po' emozionato. Investire in Sicilia, investire a Messina ha un senso? Sicuramente sì, non è tanto un concetto di investimento quanto di offrire un'opportunità. In questo momento l'amministrazione, anche attraverso l'evento, sta offrendo un'opportunità alla città, la città ha risposto bene, proveremo poi a mettere le basi per qualcosa di concreto e solido da portare avanti. Già oggi hanno abbattuto anche, mi pare, un pezzettino di iHub, quindi diciamo, si inizia anche a concretizzare un po' oltre chiaramente i discorsi, gli speech ispirazionali che ascolteremo qui. Ci sono Microsoft e LinkedIn, Google e Samsung e poi Airbnb, Booking, Alibaba, multinazionali entrate nella quotidianità di tutti attraverso un PC, ormai più frequentemente un'app sullo smartphone. Si parla di digitalizzazione ma anche di turismo, con Messina che si candida ad essere un punto di riferimento nel Mediterraneo. Significa portare una parte di mondo imprenditoriale in città, significa evitare che i ragazzi vadano sempre fuori per capire quello che c'è fuori dai nostri confini, significa far capire agli imprenditori che a Messina si può investire, si deve investire. Abbiamo buttato giù simbolicamente il primo pezzo della struttura in cui nascerà l'hub, vuol dire far capire che la città è accogliente da tutti i punti di vista, soprattutto imprenditoriali. Il programma prevede una 2 giorni intensa con incontri ed interventi che racconteranno l'ecosistema del Sud Italia. Al Palermo ora tocca sfatare un tabù, quello delle soste. Il club rosa nello scorso campionato non è infatti mai riuscito a vincere al rientro dalle pause invernali o delle nazionali. Sabato Palermo che tornerà in campo ad Ascoli dopo la prima sosta per gli impegni delle nazionali, ma il tecnico Eugenio Corini questa volta sorride perché grazie ai giorni in più di lavoro è riuscito a lavorare con tutti quei calciatori che erano arrivati quasi al gong della sessione estiva di mercato.
È stato importante soprattutto per gli ultimi arrivati che sono proprio arrivati sul gong del mercato, dunque integrarli, farli lavorare con la squadra. Sicuramente sono mancati i nazionali e appunto Roberto e Buttero che stanno proseguendo il loro percorso per essere di nuovo in squadra, dunque è stato un periodo per me importante perché ci ha permesso appunto di integrare i nuovi, di lavorare su determinati concetti, di preparare bene strategicamente la partita, anche perché poi avremo un periodo abbastanza intenso visto che giocheremo 5 partite nel giro di un mese col turno infrasettimanale. Per Ascoli, Buttero e Insigne sono out, ma a Codini non mancano certamente le alternative. L'allenatore torna sul tabù soste. Rispetto alle soste, è vero, quest'anno è un anno nuovo, di conseguenza siamo curiosi anche noi di capire come andremo a approcciare la partita dopo le 2 settimane di sosta, ma la squadra l'ho vista bene, ha lavorato bene, tutti i carichi sono controllati e di conseguenza siamo pronti per fare una grande prestazione e di conseguenza spesso le grandi prestazioni sono coronate anche dal risultato e l'upgrade di quest'anno è quello che la ricerca del risultato deve essere dentro quella prestazione. Tante conferme, Corini deve valutare la condizione fisica dei nazionali. In avanti con Insigne out, facile ipotizzare che sia Di Francesco a giocare dal primo minuto insieme a Brunori a caccia del primo gol in campionato e Di Mariano che dovrebbe traslocare sulla destra. Chi gioca e chi no. Il tempo dell'attesa sta finendo per il Catania che torna in campo domenica al Massimino con il Picerno, 17 giorni dopo l'esordio col Crotone. Starà ancora fermo il Messina che dopo il rinvio con la Casertana non giocherà nemmeno a Taranto e tornerà alle gare ufficiali per la quarta giornata, giovedì 21, a quasi 20 giorni dalla prima col Cirignola. Partiamo dal Catania. Tabbiani lavora con la squadra Ragalna, indisponibili Rapisarda, lo squalificato Lorenzini, Chiarella, Popovic fuori lista, oltre a con ogni probabilità Dubiscas. In difesa Quaini recupera, ma al centro dovrebbero andare Curado e Silvestri, mentre sull'esterno adesso al momento più Castellini di Buà, anche se mancano 3 allenamenti alla partita le cose possono cambiare. Anche a centrocampo, dove il nuovo acquisto Deli insidia gli altri interni, anche se il reparto potrebbe presentare gli stessi interpreti del Crotone, con Ladinetti che può avere anche una possibilità in avvio. Coppia di esterni in attacco con Chiricò e Marsura, resta il dubbio della punta centrale, tutto dipende dalla scelta su Di Carmine e sul miglioramento delle sue condizioni e del relativo ritmo partita. Intanto Biaggianti sui social conferma la sua nuova avventura alla guida dell'Under 17 nazionale. Ragazzi nati nel 2007, ricorda Biaggianti, l'anno in cui sul campo il Catania conquistava la salvezza contro il Chievo e lui, Marco Biaggianti, esordiva in Serie A. In casa Messina l'allenatore Modica rinvia ancora le scelte perché lo Iacovone, danneggiato dagli incendi dopo aver portato allo slittamento della gara fra Brindisi e Catania, fa spostare anche l'appuntamento fra il Taranto e la squadra della Città dello Stretto, che adesso, complice il recupero certo dell'11 ottobre con la Casertana, se nello stesso mese venisse anche giocata la partita con il Taranto, si ritroverebbe a dover disputare 8 gare in 28 giorni, un inizio autunno di vero fuoco.